bene, puoi bere, puoi bere. Ma non è freddo, sai? Però vero. Non è al freddo, vicino. Allora, siamo qui con un nativo della Oh. Sardegna, un sardo verace. Vorremmo sapere dove si trova, se ce lo può dire. Siamo sperduti nelle montagne sarde, punto esclamativo, punto di domanda, take away come dice il mio amico Mario. E nulla, insomma, siamo qua Siamo sperduti nelle montagne sarde? nelle montagne sarde. In questo momento siamo in colore, e non ve lo diciamo che colore siamo, stiamo provando la tenda, la Swiss Kings della 4x4 Accessory svizzera, dunque è la prima uscita che facciamo. È stato un po' macchinoso il montaggio, ma eravamo già all'imbrunire, quindi insomma è stato un po'... Come vi siete organizzati per questa gita fuori porta? all'ultimo momento, così come viene, piglia 4 pezzi di prosciutto, 2 fette di pane e come on. Io con l'amico Sky. Ma essendo una zona completamente sperduta da quello che ci ha detto inizialmente, suppongo quindi anche buia. Esatto, potete vedere tranquillamente che insomma Si sente il rumore dell'acqua, siamo lì c'è l'acqua. corso d'acqua dove Sky ha già fatto anche il primo bagno. Sì, vorremmo sapere, essendo una zona sperduta e soprattutto senza luce, qual è stato il kit di sopravvivenza che vi siete portati appresso? Cioè, a parte le luci che abbiamo portatili, lampade, torce, cose del genere, abbiamo un gruppo elettrogeno da 2 kW che ci porta circa 1 kWh di corrente, insomma, per la luce o eventuale riscaldamento, alimentazioni varie, siamo a posto, nessun problema. In questi casi il cibo? Per il cibo siamo attrezzati anche con una cucina da campo a gas e un fornellino più piccolo e tutto corrente, piatti, pentolame, vario, insomma. Perfetto, allora ci aggiorniamo quanto prima per sapere i risvolti di questa nuova avventura. Dopo vi faccio vedere, vi mostro com'è l'accampamento, logicamente. Assolutamente, poi ci avvicineremo all'accampamento. Esatto. Purtroppo siamo in Italia, purtroppo bisogna fare le cose di nascosto, non è... Con questo cosa vuole dire? È perché purtroppo siamo in Italia, che abbiamo leggi un po' a discapito di chi vuol fare questo tipo di campeggio, dunque bisogna cercare di fare le cose un po' più, tra virgolette, di nascosto. Però diciamo che gli avventurieri credo che non si fermino davanti a niente. No, non ci fermiamo, non ci fermano queste leggi, perché bisogna stare sempre a contatto con la natura, rispettando la natura, quindi non lasciare sporco, quella è la cosa principale, a prescindere che si faccia camperisti o meno, o si faccia questo tipo di avventura, certo. esatto. Io direi quindi non work in progress, ma wild in progress. Wild in progress. Adesso vi facciamo vedere come è allestito il nostro campo. È lunga abbastanza. Eccoci qua, siamo arrivati. Adesso arriviamo Vediamo. all'accampamento. Sì, si intravede la luce. Questo... Siamo arrivati già all'imbrunire, quindi è stata la difficoltà farla al buio. Perfetto. Al buio, alla poca luce, ed è la prima volta poi soprattutto. Perfetto. Allora, quindi questa luce che vediamo è tramite il generatore che abbiamo qua, giusto? Perfetto. Le vedete, collegamento a una luce bellissima, forte e utilissima. Ci sono i due sacchetti già dati in dotazione dalla ditta per le scarpe. Sì. Adesso qui abbiamo messo giù la parete, abbiamo tirato su la parete che va chiusa comunque, quindi rimane un unico ambiente ermetico. E qui abbiamo la possibilità di entrare direttamente in macchina se ci dobbiamo prendere
tenere qualcosa, insomma, materiale. Sì. Ma vediamo, possiamo vedere anche poi da fuori com'è strutturata la tenda. Sì. Certo. Allora, questo è l'ingresso. Questo è l'ingresso. Vediamo un attimo da qua. Questa è tutta la veranda. Perfetto. Vediamo. Ok. Proseguiamo. Sì. Ecco, quindi questa è la parte posteriore dell'auto. Vediamo. Così si allarga un po' anche. Perfetto. Quindi così diamo anche l'idea. Un'apertura. Ah, eccola qua. Sì, la tenda nella sua parte diciamo superiore. Sì. La seconda apertura, adesso ci sono del tendalino tirato, ma si può aprire direttamente là. Poi in effetti questi Vediamo subito come si aprono direttamente da dentro, ma quindi Ok. che è la parte che ci tiene un po' più al caldo. Sì, perfetto. Quindi questa è la parte poi laterale dell'auto, giusto? Vediamo che qui c'è chi sta comodo. Molto bella. Sì. È Perfetto. abbastanza grande. Sì, sì. 160, vuol dire che ha 160 di larghezza e 120 di lunghezza quando è chiusa e 240 quando è aperta, quindi sopra è molto spaziosa. Sì. Adesso testeremo stanotte la prima volta come si sta dentro. Vedremo qualcosa magari anche successivamente nel momento in cui ci si appropinqua ad andare a letto, così vediamo un attimo anche gli spazi. Sì, poi vedremo dentro anche come è sistemato. Certo. tutto quanto. Vediamo un po' come reggerà il vento, come non c'è molto freddo, non c'è molto vento oggi, quindi oggi sarà secondo me una nottata abbastanza tranquilla. Perfetto. Magari con l'ansia della prima volta fuori e dormire all'aperto in tenda dopo tantissimi anni, soprattutto in questa condizione, non in una tenda a terra che è diverso. Però credo anche che dia sicuramente più sicurezza una tenda così. Certo, sicuramente sì, più tranquilli per qualsiasi genere di problema che si possa verificare durante la notte. Certo. Vediamo esattamente che siamo in una zona abbastanza nascosta. Sì, abbiamo trovato un posto molto, una radura in mezzo agli alberi dove c'è già stato qualche altro bivacco sicuramente. Ecco qui i resti di un eventuale fuoco. Riparati dagli alberi, riparati lontani dal ruscello, perché non si sa mai cosa possa venire giù, quindi comunque siamo anche riparati, siamo circa 150 metri dal ruscello. Quindi in questo caso un avventuriero deve calcolare tutti gli imprevisti. Certo, bisogna calcolare il terreno dove si è, i ripari che si possono avere, insomma tanti accorgimenti che mano a mano che si fa esperienza Vedete la si mettono in pratica. Vedete, qui c'è l'altra finestra. Le finestre sono due o sono sì? Tre. Ah, sono tre, perfetto. Quindi laterale e poi dall'altra parte, giusto? Una testa, due laterali e poi l'ingresso. Quindi anche per poter arieggiare giustamente, vedete, vi facciamo rivedere la veranda con il gruppo elettrogeno, vedete, ecco qua. È disposta benissimo, in un punto proprio ottimale. Magari vi facciamo vedere dopo durante la cena. Perfetto. Per adesso non lasciateci. Siamo un attimo in relax prima di cena, ci guardiamo Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar. Come va Sky? Va bene? Sì che va bene.
tenda. Eccola qua la fase notturna, la prima notte. Io sono meno bello. C'è anche Sky, Sky è giù. sotto. Non so se si veda. Vediamo un po' come sarà questa notte. Quindi faccio le domande io. Ah, ok. Quindi cosa sembra la prima? Bellissimo. Adesso mi cambio. È bellissimo. È bellissimo. Eccoci arrivati in tenda. Quella è la falena che c'è da appena siamo arrivati, praticamente. No, non l'hai presa. Guardate che bello. Ah, ok. Volevo fare la ripresa. Cosa tutto stai prendendo? Ce l'hai lì? No, la zanzara. Presa? Non so più dove inquadrare perché è un po' c'è. La zanzara forse l'ho presa. Ok, perfetto. Perché era tutto aperto prima, quindi. C'è anche giù, ma forse giù non si vede. C'è abbiamo il piccolo Sky. Mi sa che l'apertura la giro dall'altra parte, verso di te, non verso fuori. Quale sarebbe l'apertura? L'apertura del sacco a pelo. Ah, no amore, ma quello è il mio. Ci vediamo domani mattina, se non ci sono novità. Ciao, buonanotte. Ciao. Buongiorno. Sta tutta la notte piovendo, anzi si sta vedendo a piovere anche adesso. Proviamo per la seconda volta ad uscire. Ok, questa è la giornata che si presenta. Tutta la notte ha piovuto, c'è stato un vento forte, però diciamo che ha retto bene, a parte un piccolo allagamento sotto nella veranda che poi vi farò vedere. Niente, questa è la prima uscita, il primo risveglio con la tenda e lui è contento. Vero Sky? Ieri notte, però era troppo buio, dove è situato il nostro bivacco. Eravamo leggermente in pendenza, sono matto, ce la siamo passata. Eccoci qua. Quindi? Allora, dopo questa notte che io ho trascorso con il mio ospite,
vorrei da lui qualche considerazione. Ah, dove se intervista per te, facciamo un'intervista per me. Lei è il proprietario della tenda. Ok, mi dica. Qualche considerazione di questa notata? La mia? C'è stata, come ho fatto un video poco fa come sono uscito, quindi ha piovuto gran parte della notte, vento, qualche folata ogni tanto c'è stata forte, ma non più di tanto. L'acqua che è entrata nella parte bassa della veranda, freddo, io personalmente non più di tanto, ma ero praticamente dentro il sacco a pelo con la coperta sopra, quindi ero completamente imbacuccato e chiuso. Tutto sommato, insomma, come stavo dicendo prima, gli do un 6,5 a questa uscita. La comodità dell'apertura è sempre, come dicevamo anche in altre occasioni, non è molto comoda. Purtroppo avere un po' di acqua, se sta piovendo, è un problema chiuderla e aprirla, soprattutto la veranda. Niente, questo tutto sommato alla fine 6,5 per me va bene. Adesso giriamo la domanda all'intervistatrice. È stato tutto bellissimo, tranne per il fatto che mi sono assiderata, ma ringrazio comunque il mio ospite, è stata una piacevolissima esperienza nonché avventura. Basta? Sì, Okay. Vi ringraziamo. Alla prossima avventura. Ok, al nostro prossimo viaggio, ok? Andiamo a farci l'ultima escursione e poi rientreremo a casa. Poi eventualmente continuiamo con un video, ma insomma, per adesso qui è finita la parte camping.